Il ruolo delle associazioni nel contesto delle mobilità giovanili. Questo è l'attuale impegnativo tema affrontato dal convegno organizzato dai gruppi giovani dei bellunesi e dei trevisani nel mondo il 29 maggio nella Casa Soggiorno Alpino di Laggio di Cadore. Il convegno, brillantemente introdotto e guidato da Simone Botti, che ha presentato la triste realtà di un'Italia che lascia partire per il mondo le sue migliori giovanili risorse per non poter offrire loro stimoli e occasioni per realizzarsi, ha dato voce ad interessanti e coinvolgenti testimonianze di giovani veneti, tra cui i bellunesi Raffaele De Rosa, Valentina Pezzino, Mauro Lise, e i trevisani Fabio Antoniazzi e Andrea Zuin, che all'estero, pur tra difficoltà, hanno saputo dare soddisfazione alle proprie attitudini ed aspirazioni. Il convegno ha soprattutto sollecitato le storiche associazioni che si occupano di emigrazione a rinnovare obiettivi e metodologie per coinvolgere le nuove generazioni, pena il loro inevitabile declino. A tal fine propositivi sono stati i contributi di Valentina Savi per i bellunesi nel mondo e di Riccardo Maccari per i trevigiani, illustrando le attività che i gruppi giovani stanno realizzando nelle rispettive associazioni. Il pensiero di queste ultime è stato portato da Don Canuto Toso e da Riccardo Masini per i trevisani nel mondo e da Gioacchino Bratti per i bellunesi. Per le istituzioni hanno partecipato il consigliere regionale Laura Puppato ed il vice sindaco di Vigo di Cadore Gianluigi D'Andrea.